Nell'aprile scorso aveva alzato un muro per proteggere il negozio, ma non è servito. Ennesima razzia in una concessionaria di moto Carbonera, la disperazione dei titolari. Assaltavano i bancomat con l'esplosivo, armati fino ai denti e pronti a tutto, arrestati dai carabinieri 2 cittadini di origine sinti, altri 2 complici denunciati. Maltempo, da oggi il governatore Zaia è ufficialmente commissario per l'emergenza. La situazione più complicata che mi sia trovato ad affrontare, dice, la sfida è tornare come prima e più di prima. Veneto Strade dà il via a un sistema sperimentale di monitoraggio sullo stato di salute dei ponti, per primi sotto osservazione quello della tangenziale di Treviso. Il Tribunale sancisce il fallimento di Futura, che controlla l'Otto Sport Italia. La società presenta ricorso, l'amministratore delegato Thomas sereno, nessuna ripercussione per l'Otto, le sue attività e i suoi dipendenti. Allarme degli avvocati, la sezione delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Treviso in affanno e molti investitori stranieri volgono altrove i loro interessi. Presentate le iniziative per il Natale 2018 a Treviso, la Giunta Ponte segna l'ennesima svolta rispetto alla precedente amministrazione. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Lo avete dunque sentito ora dai titoli: sicurezza in primo piano. Avevano alzato un muro per proteggere il negozio, ma non è servito. Ennesima spaccata in una concessionaria di Carbonera, la disperazione del titolare. Tira su un muro. Un muro e sperando che tenga, purtroppo non posso fare altro. Era il 7 aprile scorso. Ivan Rebuschi, titolare della concessionaria Kawasaki a Bivandi Carbonera, aveva deciso di innalzare quel muro per proteggere il negozio dalle continue incursioni dei malviventi. A distanza di 7 mesi, un nuovo colpo. Il muro è rimasto lì. Hanno tentato di aprire un varco, ma non riuscendoci, sono comunque riusciti ad entrare dall'entrata principale, sfondando la vetrata con una BMW. Sono entrati di retromarcia e hanno sfondato via sia il vetro esterno che la grata interna. L'esasperazione e la disperazione del titolare. Non rimane neanche più la forza di andare avanti perché sono troppe le volte che sono venuti. Di colpi, spaccate e furti, ci dice, ne abbiamo subiti davvero tanti, troppi. È la 30ª volta da quando esisto io. Il danno è ingente, oltre alla vetrata, le moto rubate. Dobbiamo fare il conteggio perché era un moto anche di clienti, adesso dovrebbero essere da 6 a 8 credo. Prima del blitz alla concessionaria, i malviventi hanno fatto irruzione nella ditta accanto per rubare il furgone. Era all'interno del capannone chiuso, sono entrati in capannone, si sono presi le chiavi, hanno cercato le chiavi, le hanno trovate, poi delle biciclette di mio fratello, ecco, quello sì. Le biciclette da corsa. I sistemi di allarme ci sono, ma non bastano. Ormai, da quello che si sente, bisognerebbe che in ogni zona industriale ci fossero dei sistemi, diciamo, anche di controllo, soprattutto la notte, fissi, con delle persone che siano qui diciamo, a vigilare, perché non c'è altro da fare. Sempre ieri sera altro colpo a Biadene di Montebelluna, nel negozio Tempo di Sport. I malviventi hanno mandato in frantumi a colpi di mazza la vetrina ed hanno portato via ben 4 biciclette di ingente valore. Poi sono fuggiti facendo perdere le tracce. Assaltavano i bancomat con l'esplosivo, armati fino ai denti e pronti a tutto. Arrestati dai carabinieri 2 cittadini di origine sinti, altri 2 complici denunciati. Una banda organizzata, armata e specializzata negli assalti ai bancomat con l'esplosivo. In questo video uno dei 5 malviventi con funzione di vedetta ha il volto travisato ed in braccio un fucile d'assalto. Nel mirino la banca di credito cooperativo del Garda. Viene piazzata la carica, attivata poi con un dispositivo elettrico. La deflagrazione però danneggia il dispositivo, ma la banda non riesce a prelevare i soldi. Le indagini dei carabinieri di Brescia portano subito a Treviso e Padova. Per 2 persone di origine sinti scattano le manette. Si tratta di un 43enne residente a Treviso e un 38enne del Padovano. Sono ritenuti responsabili in concorso e denunciati in stato di libertà altri 2 sinti, sempre della provincia di Padova. Per tutti l'accusa è detenzione illegale di armi da guerra, esplosivo, ricettazione, tentato furto e furto ai danni di dispositivi bancomat presso istituti di credito, nonché riciclaggio e incendio.
I militari dell'Arma hanno indagato per favoreggiamento reale personale altre 2 persone, una rumena residente nel Trevigiano ed un 25enne di Padova. Almeno 3 gli episodi contestati alla banda, tutti messi a segno a fine novembre del 2017. Nel corso dell'attività investigativa in provincia di Padova, all'interno di un tombino stradale, è stato trovato un nascondiglio della banda dove era stato nascosto un fucile d'assalto funzionante e completo di caricatore con 19 colpi. L'auto, utilizzata dai malviventi, una volta ritenuta non più sicura, veniva data alle fiamme. Ha seguito la titolare di un centro estetico fino a casa e ha tentato di rapinarla. È accaduto a Montebelluna, è stato arrestato un 24enne albanese già conosciuto alle forze dell'ordine. L'ha seguita e pedinata fino a casa per portarle via l'incasso della giornata. La vittima è una cittadina cinese titolare di un centro estetico a Montebelluna. La donna però si accorda subito della presenza del malvivente ed è riuscita ad entrare in casa prima di essere aggredita. Lui non si è dato per vinto ed ha iniziato a bussare con violenza sulla porta, intimandole di dargli i soldi. Impaurita ha chiamato il marito, che è uscito accompagnato da un connazionale. Alla vista dei 2 uomini, il rapinatore, prima di fuggire, ha colpito con 3 pugni al volto il marito e dopo aver estratto un coltello dalla cintola dei pantaloni ha ferito al volto il suo amico. A quel punto il malvivente, essendo andato a vuoto la rapina, ha deciso bene, prima di scappare, di danneggiare con il bastone la macchina del marito della titolare e la vetrata del vicino negozio. Terminato il raid criminoso, l'albanese si è allontanato a bordo della Citroen C3 dopo aver quasi investito i 2 cinesi che lo stavano rincorrendo. Le indagini lo hanno incastrato. È stato arrestato dai carabinieri un cittadino albanese di 24 anni già condannato per reati contro la persona e legati alla droga. L'accusa ora è tentata rapina aggravata e danneggiamento continuato. Ora si trova in carcere. E continuano nella Marca i furti ai danni degli anziani commessi da ladri che utilizzano la tecnica dell'abbraccio. Nonostante i continui appelli delle forze dell'ordine a prestare massima attenzione, i casi continuano a ripetersi. A San Biagio di Callalta ieri sera ennesimo episodio, questa volta l'uomo 79 anni era in macchina fermo sulla strada con il braccio fuori dal finestrino. Ad un tratto si è avvicinata una donna con la scusa di chiedere un'informazione. Un attimo e con destrezza gli ha sfilato dal polso i Rolex da 7.000 euro. Immediata la denuncia ai carabinieri, ma della donna ovviamente nessuna traccia. È andata peggio invece per 2 rumene, 20 e 24 anni, che lo scorso 23 giugno avevano tentato di rubare a Cordignano, sempre con la tecnica dell'abbraccio, i Rolex ad un 85enne, ma questa volta non c'erano riuscite. Non solo, ma i carabinieri le hanno identificate e denunciate a piede libero per tentato furto con destrezza. Li hanno trovati in una settimana di indagini. I carabinieri hanno fermato 2 giovani albanesi ritenute responsabili di molti furti a cavallo delle province di Treviso, Padova e Vicenza. 10 furti in appartamento in 5 giorni, equamente distribuiti tra le province di Padova, Treviso e Vicenza. 2 albanesi senza fissa dimora in Italia di 26 e 35 anni, già noti alle forze dell'ordine, sono stati fermati dai carabinieri a Fontaniva, Alta Padovana, e accusati di una decina di furti, dopo che per una settimana i militari li avevano pedinati e intercettati mentre preparavano i colpi, messi a segno nel Trevigiano, così come a Nove, Tezze e Cartigliano nella provincia berica e poi nell'Alta Padovana tra Cittadella e Fontaniva. I 2 erano sospettati anche di aver dato supporto alla banda di ladri acrobati sgominata un anno fa. Da quando abbiamo fatto quell'operazione teniamo monitorata tutto il territorio, quindi nuovi arrivi, nuove presenze, collegamenti e quant'altro. La rete di osservazione che abbiamo sul territorio, con quella rete riusciamo a carpire appunto nuovi soggetti. Agivano sempre nello stesso modo, si avvicinavano alle case a bordo di auto rubate, evitavano porte blindate, preferivano finestre e terrazze, poi fuggivano addirittura senza che i proprietari, magari sul divano davanti alla televisione, si accorgessero di nulla. Entravano all'interno degli appartamenti che potevano essere sia singoli che in condominio, entravano all'interno anche se c'erano delle persone senza farsi accorgere e arraffavano tutto quello che era possibile arraffare, soprattutto monili in oro e materiale che poteva avere un certo valore, cornici d'argento e quant'altro. Le indagini sono ancora in corso per capire se possono essere attribuiti ai 2, ora in carcere a Padova, altri colpi. Per il momento non è stata recuperata refurtiva. Ed ora torniamo a parlare del flagello maltempo. Da oggi il governatore Zaia è ufficialmente commissario per l'emergenza
Da Roma l'ordinanza urgente con deroghe, misure straordinarie e contributi per famiglie e imprese. L'obiettivo è tornare come prima e più di prima. Comincia un lavoro che è stato di fatto già improntato e che costituisce una grandissima sfida. Le prime parole del governatore Luca Zaia come commissario delegato per il maltempo. L'ufficialità arriva con la firma dell'ordinanza da parte del capo dipartimento Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli. Da Roma 26 pagine fitte di misure, deroghe e semplificazioni, una sfida cruciale. In passato, continua Zaia, sono stato commissario per l'alluvione del 2010, questa di oggi però è la situazione più complicata che mi sia mai capitato di affrontare. A breve lo stesso Zaia procederà alla nomina dei vicecommissari e dei soggetti attuatori. Nel frattempo l'ordinanza arriva ai sindaci e ai tecnici del Veneto flagellato che a Longarone si ritrovano per fare il punto della situazione. 26 pagine, 6 delle quali fatte di deroghe alle norme nazionali, necessarie per abbattere la burocrazia asfissiante. E il lavoro sarà moltissimo, abbiamo strade in grave dissesto, abbiamo situazioni di rischio sopra le strade, sopra i corsi d'acqua, quindi sopra i centri abitati, dobbiamo intervenire in tempi brevi. E tra i punti chiave spiccano misure nuove mai applicate. Abbiamo previsto anche una misura straordinaria perché è la prima volta che la applichiamo, quella del nuovo codice, questo contributo di 5.000 euro per i privati e 20.000 euro per le attività produttive per i primi interventi di ristoro dei danni e ripristino delle attività. Contributi una tantum riconosciuti solo nelle parti eventualmente non coperte da polizze assicurative. I commissari inoltre sono autorizzati ad assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata distrutta in tutto o in parte o sia stata sgomberata. Il contributo può variare da un minimo di 400 euro mensili a un massimo di 900. È possibile inoltre erogare altri 200 euro mensili per ogni componente della famiglia di età superiore ai 65 anni o disabile con invalidità non inferiore al 67%. E ancora, l'ordinanza prevede la possibilità di chiedere la sospensione delle rate dei mutui. Poi la partita cruciale degli alberi. Il legname rimosso potrà essere stoccato in apposite aree di deposito e per la rimozione in zone urbanizzate i commissari sono autorizzati anche a cedere il materiale ai soggetti che realizzano gli interventi come compensazione del lavoro. Inoltre potranno cedere a prezzo da stabilire il legname utilizzabile a fini commerciali o industriali. La tabella di marcia è strettissima, 3 giorni di tempo ai privati per rimuovere gli alberi nelle loro proprietà, altrimenti i sindaci agiranno d'ufficio. C'è un tema che a me è stato rappresentato, il problema del marciume, del legname. Dobbiamo intervenire prima dell'avvio della campagna invernale, delle nevicate. Tra le misure poi anche l'uso dell'esercito per il controllo antisciacalli. Unica nota stonata di oggi, l'assenza a Longarone di molti primi cittadini, come quelli dell'area del litorale colpito. Pensavo che ci fossero tutti, perché noi in Veneto trattiamo tutti nella stessa maniera. Quello che ho chiesto è di avere fiducia, non abbandoneremo nessuno. Ma sentiamo ora il commento dei territori nelle voci dei primi cittadini presenti, per la verità non molti. Qui c'è anche una stagione turistica invernale, quindi quelli che hanno l'urgenza di avere il più possibile sistemato il tutto sono i comuni che lavorano con la stagione turistica invernale. Tenta di giustificare così il presidente dei comuni veneti alcune importanti assenze all'incontro di questa mattina a Longarone. Sarà perché si preannunciava molto tecnico, sarà perché l'urgenza è per impianti sciistici più che per le spiagge, fatto sta che c'erano più tecnici che primi cittadini. Eppure fin qui era arrivata anche chi l'esperienza della devastazione l'ha già vissuta e per questo era pronta a suggerire le mosse giuste. Dopo la calamità c'è un'altra calamità che è quella burocratica, che è legata appunto alla richiesta dei cosiddetti risarcimenti, cioè di contributi, però se fin dall'inizio gli amministratori in collaborazione con tutti gli enti, quindi con lo Stato, con la Regione, con le province, riescono ad impostare bene, poi riescono a dare anche assistenza ai propri cittadini. Un'occasione perduta per chi non si è presentato, considerando che nel pomeriggio la discussione con il responsabile della Protezione Civile Nazionale ha portato già alla prima modifica del provvedimento legata alle spese da affrontare nell'immediato e da inserire nei bilanci comunali. Un bel segno di dinamicità amministrativa mai visto prima d'ora in Italia. E sono anche orgogliosa di come stanno reagendo, perché voglio dire c'è un'efficienza, un'organizzazione insomma che è notata e anche invidiata. Il tema è che c'è ancora molto da fare e soprattutto per gli sciacalli insomma vanno fermati e mi pare che insomma sia importante anche quello che è stato inserito. Il riferimento al capitolo dell'ordinanza sull'utilizzo dell'esercito voluto dai nostri amministratori, che dà la dimensione di quanto Veneto ci sia nelle regole firmate da Borrelli.
Sarà anche per questo che i sindaci, prima linea di questa avversità, alla fine si sono salutati con ottimismo. Mi sembra buona. L'importante è che ci siano delle garanzie sui soldi che adesso possiamo impegnare sull'emergenza. Veneto Strade dà il via ad un sistema sperimentale di monitoraggio sullo stato di salute dei ponti. Sentiamo. Parte in fase sperimentale un nuovo sistema di monitoraggio dei ponti delle strade del Veneto, ideato da una start-up trevigiana che l'ha proposto a Veneto Strade. Lo applicheremo con delle resine epossidliche e saranno i sensori, gli strumenti che ci daranno i dati e le informazioni su come si muove in tutti i sensi il ponte, cioè si muove il ponte. La sperimentazione inizierà dal ponte sul torrente Rudavoi tra Cortina e Misurina, costruito nel 2011. Pertanto il banco di prova ideale per capire se il sistema di monitoraggio sia efficace o meno. Verrà applicato a gennaio per 3 mesi e se l'esito sarà positivo si estenderà ai primi 20 ponti regionali, partendo da quello sulla tangenziale di Treviso. Noi abbiamo in gestione fra pianura e montagna 550 ponti. Dalle prove, dalle verifiche che abbiamo fatto già prima e subito dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, non abbiamo ponti in condizioni di critiche di crollo, però abbiamo dei ponti che necessitano di manutenzione. Già un anno fa nella legge di stabilità avevamo inserito i 15 milioni sul triennio per gli interventi di manutenzione straordinaria sui ponti. Diciamo che non abbiamo avuto bisogno di aspettare il disastro di Genova per essere sensibilizzati su questo punto. 5 milioni nel 2018, di cui 4 milioni e 7 andranno per i lavori, 300.000 euro sono stati utilizzati per il monitoraggio, 5 milioni sul 2019 e 5 milioni sul 2020, ma la mia intenzione è quella di farla diventare uno stanziamento ordinario. Ci tengo a dire che non ci sono pericoli di criticità, di crollo, sono manutenzioni straordinarie che sono necessarie per mantenere in buono stato di salute il ponte. Un controllo fondamentale per evitare fenomeni di cedimento o di collasso delle strutture e a un costo decisamente contenuto. Un sensore come questo che vi ho mostrato costa intorno ai 100 euro, quindi fate il conto, sul ponte sul Rudavoi ne mettiamo 18, quindi vuol dire 1.800 euro. Insomma. Cosa vi ha fatto dire sì? Ma ci ha fatto dire sì, il costo è bassissimo. La novità è che rispetto agli attuali sistemi di monitoraggio dei ponti, che questi trasmettono in remoto e quindi non c'è bisogno di mandare nessuno a raccogliere i dati dalle centraline poste vicino al ponte, e il fatto che ci consente un monitoraggio continuo. Oggi pomeriggio si sono incontrati a Casugana il sindaco Mario Conti, il vice sindaco Andrea De Checchi, l'assessore all'ambiente Alessandro Manera e a R3 con il presidente Marco Pinzi e l'amministratore delegato Corrado Fischer. Si è discusso in un clima disteso, costruttivo e di unità di intenti su varie tematiche, dalla viabilità all'ottimizzazione delle rotte attualmente autorizzate. È emerso in modo chiaro la volontà di continuare a rendere possibile la presenza di un'aerostazione così importante, coerentemente a quanto presentato nel master plan attualmente depositato presso il Ministero dell'Ambiente. In particolare è stata confermata la volontà di non schedulare voli oltre alle 22 come attualmente in essere. Verranno approfonditi da un punto di vista ambientale gli effetti delle attuali rotte. A tal proposito si riunirà un tavolo tecnico al quale saranno presenti la Commissione Ambiente e tutti gli enti preposti. L'amministrazione si farà anche portavoce di una serie di urgenti richieste necessarie per il miglioramento della viabilità. Il Comune di Treviso e Arte condividono l'idea che l'aeroporto rappresenti un'opportunità fondamentale di sviluppo industriale e turistico per tutto il territorio, oltre ad essere volano per l'occupazione stimata attorno alle 3.000 unità tra posti di lavoro diretti e indiretti, con il relativo indotto comportato dalla presenza di questo scalo. Terremoto nel mondo economico trevigiano dopo che è stato dichiarato il fallimento di Futura, società di Andrea Tomat che controlla Lotto Sport Italia, punta di diamante dello Sport System trevigiano. Doccia fredda per lo Sport System trevigiano, arrivata con la sentenza del Tribunale di Treviso che ha sancito il fallimento di Futura, società di Andrea Tomat che controlla Lotto Sport Italia. Inizia così l'iter per i creditori che hanno 30 giorni per presentare la domanda di insinuazione allo stato passivo. Il prossimo 29 gennaio ci sarà l'esame davanti al giudice delegato. Lunghe ed articolate le vicissitudini che hanno interessato la SRL in questi ultimi anni fino alla tegola del fallimento.
Tomat affida ad una nota le sue considerazioni. La sentenza è totalmente infondata, errata e ingiusta, dice, sia per quel che riguarda i presupposti su cui si basa che per le conclusioni a cui giunge. Riteniamo come legali di Futura che la sentenza sia del tutto non condivisibile per quanto riguarda l'individuazione dei presupposti che oggettivamente potrebbero legittimare una dichiarazione di fallimento. Riteniamo cioè che questa dichiarazione di fallimento sia profondamente erronea. Ovviamente Futura ha già incaricato lo scrivente difensore assieme ai due colleghi del giudice Gazzignato di proporre opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento innanzi alla competente Corte d'Appello di Venezia. Una notizia, quella del fallimento, che inevitabilmente preoccupa i lavoratori di Lotto e di una sua controllata Stonefly. La preoccupazione è che il fallimento di Futura non abbia comunque dei riflessi su quella che è la normale attività da parte dei lavoratori di Lotto e Stonefly. E in tal senso sin da subito Andrea Tomat ha voluto ribadire più volte che non c'è nessuna ripercussione per Lotto, le sue attività e i suoi dipendenti, rassicurazioni che fanno ben sperare per il futuro. Noi siamo fiduciosi che questa azienda possa rimettersi a pieno titolo a passo con una normale situazione anche finanziaria. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. A noi. Siamo tornati nuovamente in studio e parliamo ora dell'allarme dell'Unione Triveneta degli Avvocati. La sezione delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Treviso è in affanno tra carenze di personale amministrativo, udienze fissate a 5 anni dall'inizio dei pignoramenti, atti telematici che vengono scaricati solo in prossimità se non oltre la scadenza fissata. Molti investitori stranieri preferiscono volgere altrove i loro interessi. La principale preoccupazione di un investitore straniero che vuole investire a Treviso è la tempistica del recupero dei crediti, denuncia il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, Massimo Sonego. Sono stato personalmente contattato da uno studio legale britannico che chiedeva un parere sull'efficienza del sistema di giustizia della marca trevigiana. Questo studio operava per conto di un gruppo inglese intenzionato a fare investimenti immobiliari a Treviso. Quando hanno letto la relazione ci hanno salutato e hanno tolto il disturbo. Presentate le iniziative per il Natale 2018 a Treviso, che intende segnare l'ennesima svolta rispetto alla precedente amministrazione. Si volta pagina anche con il Natale. La Giunta Conte segna una nuova rottura rispetto agli anni scorsi e alla precedente amministrazione, anche con gli eventi legati alle festività natalizie. Cassugana si concentra sui quartieri e per il centro punta ad una serie di appuntamenti e eventi che rendono la città più attrattiva. Ad iniziare dalle luminarie, per la cui organizzazione l'amministrazione ha pensato di aprire in questi giorni una manifestazione di interesse. Per la presentazione di progetti, per l'illuminazione e per l'arredo urbano natalizio della città. In base al progetto che ci viene presentato noi daremo un contributo economico perché vogliamo essere vicini a tutte quelle associazioni di carattere istituzionale, ovvero associazioni spontanee, che vogliono unitamente a noi rendere più bella, più viva, più vivace, più accattivante la nostra città. Così la Giunta punta ad evitare la cosiddetta guerra delle luminarie che ha caratterizzato le ultime festività natalizie a Treviso, con i commercianti che faticavano a trovare tra loro un accordo per l'installazione delle luci, con la conseguenza di un centro storico illuminato a macchia di leopardo. Non è la nostra filosofia di lasciare il nostro tessuto economico da solo nell'occuparsi dell'abbellimento della città, ma volevamo essere di fianco a tutti i nostri imprenditori in questa attività ed essere loro di fianco con qualcosa di concreto, quindi con un contributo economico. Altra rottura rispetto a Natale 2017 è la pista di pattinaggio e il villaggio di Natale che saranno allestiti in Piazza Borsa. Non dedicarla ad attività di commercializzazione di prodotti che in qualche modo possa avere una vocazione parassitaria nei confronti del nostro tessuto economico. Chiaro il riferimento al Pala Treviso, voluto dall'amministrazione Manildo, lo spazio espositivo in Piazza Borsa delle aziende e dei loro prodotti che a qualche commerciante del centro aveva fatto storcere il naso. E nell'ottica di iniziative che vadano a favorire gli esercenti del centro, anche i mercatini di Natale, appuntamento immancabile senza essere però concorrenziali nei confronti dei negozi. Tutti gli eventi devono essere vocati a portare risultati ai nostri commercianti, non a porsi in maniera concorrenziale rispetto ad essi.
Nel prossimo servizio allora vediamo quali sono gli eventi in programma a Treviso per quest'anno. Era stato uno dei cavalli di battaglia della sua campagna elettorale. Sarò il sindaco dei quartieri, aveva detto Mario Conte, per sintetizzare la volontà di mettere al centro della politica cittadina anche la periferia. Un intento che torna anche in occasione delle festività natalizie, con i quartieri che saranno coinvolti nell'organizzazione. Sia da un punto di vista di illuminazione, che vedrà l'installazione di un albero di Natale in ogni quartiere. Le dimensioni sono addirittura alti 10 metri, quindi degli alberi di Natale molto importanti. Poi ci saranno degli eventi collegati all'accensione degli alberi di Natale, quindi con il coinvolgimento delle associazioni dei singoli quartieri. Eventi nei quartieri e naturalmente nel cuore della città storica. Oltre 100 eventi per grandi e piccini, all'insegna veramente della bellezza, ma soprattutto del rispetto e della condivisione, quindi veramente per tutti, uno sforzo corale. 46 associazioni che nell'ambito di Urbecom hanno collaborato alla realizzazione di questo programma di eventi, dall'albero monumentale in Piazza dei Signori con l'accensione l'8 dicembre, seguita dal cielo da 2 droni, alla loggia incantata fino al salotto di Babbo Natale e la via dei Presepi. Una serie di appuntamenti resi possibili grazie alla collaborazione della Camera di Commercio, che ha messo a disposizione 100.000 euro. Questo vuol dire muovere economia, 20 giorni intensi di appuntamenti nella nostra città, e quindi si è condiviso con le categorie economiche questo progetto presentato dal Comune. Non ha ancora definito il costo complessivo della manifestazione, ma l'amministrazione assicura che si tratta di una spesa contenuta, questo anche in rispetto di quei comuni vicini della montagna bellunese che stanno facendo i conti con la devastazione del maltempo. A loro andrà un pensiero concreto. Questo Natale avrà anche degli appuntamenti dedicati alla beneficenza e alla raccolta fondi proprio per queste popolazioni. Siamo arrivati al termine, vi ricordo fra qualche minuto, 20:10, in studio Alessandro Bonete, presidente di Piave Servizi, e Stefano Busolini, presidente di Ascotrade. Questa era l'ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di sabato 17 novembre. Sul Veneto la presenza dell'alta pressione garantirà un tempo asciutto e stabile. Sulla nostra regione infatti sarà una bellissima giornata all'insegna del sole, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Clima piuttosto freddo, con temperature minime tra 1 e 4 gradi. Valori massimi compresi invece tra 8 e 11 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, la previsione non cambia di molto. Anche sulla nostra regione infatti sarà una bella giornata con tempo asciutto e stabile su tutti i settori. Il cielo sarà sgombro da nubi o al massimo velato. Non sono previste precipitazioni. Temperature in calo con minime tra 2 e 3 gradi. Massime comprese invece tra 9 e 10 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Anche sulla nostra regione sarà una bella giornata caratterizzata dal sole, il cielo infatti si presenterà sereno o al più con poche nubi a carattere sparso. Non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Clima freddo con temperature minime tra 1 e 4 gradi, massime comprese invece tra 11 e 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.